Quando rinascerò però voglio tentare la carta dell'NBA. Ah, questo sì. Sì, perché questi bastardi non mi hanno... È un esempio di longevità agonistica. La sua carriera, pensate, nella Serie A1 italiana di basket è iniziata all'età di 16 anni e finita all'età di 44 anni. È il mito vivente della pallacanestro italiana, è il più forte giocatore italiano di tutti i tempi, avete capito, è Dino Meneghin. Buongiorno Dino. Buongiorno a tutti. Allora, sei il cestista italiano che ha vinto di più. Non dico tutto, ma tanto. 12 scudetti, 6 Coppe Italia, 7 Coppe Campioni, 4 Coppe Intercontinentali, una Coppa Corac, 2 Coppe delle Coppe, un oro europeo a Francia 83, argento alle Olimpiadi di Mosca nell'80. Non ho detto tutto, ma tanto. Ci sono uno o più segreti per vincere così tanto, Dino, e avere una carriera agonistica così lunga? Sai, sono i segreti di Pulcinella. Prima di tutto bisogna nascere con un po' di talento. Certo. Poi avere chiaramente una grande passione per quello che si fa, cosa che ho avuto io per il basket. E poi avere la fortuna di capitare in società quadrate, organizzati bene, con grandi presidenti, grandi dirigenti, grandi allenatori e grandi compagni di squadra. Cioè io non sono Yuri Checchi o la Sara Simeoni che vince da solo. Tutta la cosa che hai detto prima io ho potuto vincerle grazie al fatto che giocassi con grandi campioni. Quindi Sì. sai, un conto è giocare fra virgolette con delle scamorze, un conto Certo. giocare con dei grandi giocatori che mi hanno aiutato a crescere, con cui ho condiviso grandi Però allori. certamente l'elemento uno è passione, determinazione, credere in quello che si fa. E lavoro. E lavoro. E a proposito di questo uno si può chiedere, ma dunque 28 anni di carriera super, e beh, ci sono gli allenamenti, le partite, ma la forza mentale da tenere non è facile, ogni giorno, sempre, non dico sempre le stesse cose, ma tante volte le stesse cose, non c'è mai un mancamento. Ci può essere, anche perché sai, non sei da solo, hai la famiglia per cui devi tener conto degli esatto. affetti e quindi devi rubare spazio a chi ti sta vicino Sì. e questo è sicuramente un lato negativo. Però la base di tutto penso che sia la grande passione che io ho avuto per il basket, cioè non mi pesava il lavoro, non mi pesava, e per lavoro intendo allenamenti chiaramente. Poi il fatto di giocare in uno sport di squadra mi ha aiutato moltissimo a superare certi momenti negativi, perché come dici tu giustamente non è che tutti i giorni puoi essere Esatto, così una quadrato macchina. su una macchina. Però in quei momenti negativi subentra lo spirito di squadra, il famoso spogliatoio, il parlare con i compagni, l'essere supportato e spinto dai propri compagni e cercare il meglio. E quindi proprio secondo me è stato fondamentale aver giocato a fianco di grandissime persone prima di tutto e Sì. poi grandi giocatori. Unanimemente considerato Dino sei il più forte giocatore italiano della storia del basket, giustamente noto in tutto il mondo, unico cestista italiano presente nella Hall of Fame di Springfield negli anni 2006, è stato inserito anche nella Hall of Fame d'Europa, oltre che primo italiano ad essere scelto nel draft NBA. Ecco, quanto orgoglio italiano senti in te di tutto questo? Beh, tanto perché io ho sempre avuto grande pensiero e grande amore per la mia patria, e non dico Italia o nazione, dico proprio patria perché mi sono sempre sentito orgoglioso di essere italiano, Certo. soprattutto quando si va all'estero e hai a che fare con i tifosi stranieri, confrontati con idee, eccetera, eccetera. E quando sono ritornato a casa ogni volta mi sentivo bene, cioè dopo un Certo. volo o quello che fosse, arrivavo a casa, mettevo il piede sul suolo italiano e dicevo finalmente sto a casa. Perché si sta bene, si mangia bene, si vive bene, c'è la libertà, democrazia, mentre in altri paesi, girando tanto per il mondo, Sì, in tanti anni ho visto e notato che tutto questo non c'è. quindi un orgoglio forte. Assolutamente. Io ho imparato, se si parla di nazionale soprattutto, io ho imparato ad amare, a capire cosa fosse la nazionale quando avevo 16 anni e siamo andati a fare un torneo a Mannheim, che è il torneo Albert Schweitzer, che è un torneo che si fa ancora molto importante a livello mondiale. Allora siamo stati lì da ragazzotti e c'era questa palestra dove giocavamo ed era piena di emigrati italiani che erano venuti a vedere le partite, tutti eleganti, giacca e cravatta, con le bandiere.
vinciamo il torneo, alla fine della partita scendono tutti in campo e ci portano in trionfo. E allora per noi era già uno shock. Certo. Il giorno dopo partiamo per tornare in Italia con il treno e loro ci hanno accompagnati dall'albergo fino alla stazione, ci hanno portato i mazzi di fiori. Nato d'amore smisurato. Sì, e poi mentre salivamo sul treno, molti di questi, e uno in particolare, mi disse: salutateci tanto l'Italia che ci manca moltissimo. Allora lì ho capito che cosa vuol dire giocare per la nazionale. Quando tu giochi per Milano, Palermo, Bologna, che sia, giochi per quei tifosi. Certo. Quando giochi per la nazionale invece tu giochi per tutti gli italiani, anche quelli che non sono tifosi di basket. Ed allora ogni volta che entravo in campo, nelle partite a seguire, guardavo quando giocavamo all'estero, guardavo se c'era una bandiera tricolore e dicevo: oggi gioco per lui. Bravo. Proprio perché sentivo questa vicinanza di questi tifosi di allora e mi hanno accompagnato proprio per tutta la carriera. Bello. Fino all'81 a Varese vinci scudetti 7 e Coppe Campioni 5. Sei uno dei più forti giocatori al mondo quando appunto nell'81 vesti la maglia dell'Olimpia Milano. Un trasferimento clamoroso. Allora, giusto per fare un paragone come quello di Messi al Paris Saint-Germain, anche se vista la rivalità cestistica tra Varese e Milano sarebbe più giusto dire come Messi fosse andato dal Barcellona a Real Madrid. Esatto. Ecco Dino, allora come hai vissuto tu questo clamoroso trasferimento e che sentimento hai provato subito nei confronti della società di Varese? Beh, guarda, io allora avevo già 30 anni, per cui adesso un giocatore di 30 anni è nel pieno della maturità, perché sono cambiati i tempi, i sistemi di allenamento, eccetera. Allora, negli anni 70, un giocatore di 27-28 anni veniva considerato vecchio, finito. Io ero già ai limiti. Quindi mi aspettavo che prima o poi la società giustamente cambiasse un po' i componenti della squadra, i giocatori, per ringiovanire e rinvigorire la forza. Quindi più o meno me l'aspettavo. Quando c'è stato il general manager Maurizio Gualco di allora di Varese, mi disse: guarda, hai due possibilità, o andare a Venezia, due richieste, una a Venezia e una a Milano. Ora scelsi subito Milano perché prima di tutto era una società famosa in tutto il mondo, molto quadrata, organizzata bene, un club che giocava per vincere, non per vivacchiare a metà classifica. C'era un grande allenatore come Dan Peterson, Tony Capellari come general manager, la proprietà era della famiglia Gabetti, quindi c'erano tutti i presupposti per fare bene. Poi Varese e Milano sono un tiro di schioppo, quindi ho scelto Milano proprio per quel motivo, anche se adoro Venezia. Dopodiché, quando sono arrivato a Milano, dopo un mese mi sono rotto il menisco. Annaggia! Hai detto porta rogna, però no. Sì. E allora già mi immaginavo la preoccupazione della società, eccetera, già pagato per avere il mio cartellino di allora. Per cui ho fatto i primi 2 mesi molto duri perché ero abitato in una città nuova, compagni nuovi, e mi sono trovato ad allenarmi da solo per un mese e mezzo, io e il preparatore atletico Claudio Tracheglio. Ci siamo allenati in pratica un mese su nella palestrina in alto del vecchio Palalido. E quindi piano piano poi per fortuna ho recuperato grazie agli allenamenti eccetera eccetera. E il problema sono stati i tifosi di Milano, perché Varese i tifosi di Varese l'hanno vissuto come un tradimento, vanno il nemico eccetera eccetera, per cui scritte sui muri eccetera eccetera. A Milano dicevano: ecco, grandai vec che lì le bibunde giocare, se può finisci. Per cui i primi 2 mesi sono stati duri. Poi per fortuna entrato in squadra, abbiamo cominciato a vincere, poi grazie ancora all'aiuto dei compagni, di coach Peterson. Ed è stato amore. E lì è stato amore. L'amore con i tifosi milanesi forse alla fine del campionato, vero, quando abbiamo vinto lo scudetto. Certo. Ora lì ero sicuro di essere entrato un po' nel cuore, anche perché vedevano che io mi impegnavo sul campo, e come ho sempre fatto per Varese, eccetera. Però i primi 2 mesi bene e poi il resto tutto in discesa. Ma hai sentito comunque sulle tue spalle il fatto che si trattava di un trasferimento clamoroso o non più di tanto? Sì, abbastanza, però più il fatto che io passassi da Varese a Milano, al Cimental Milano, che era considerata il rivale storico per Varese, per la Ignis di Varese. Più che altro quello, anche perché io sono sempre stato abituato, quando c'erano i derby, Varese-Milano o anche con Cantù, quelle erano le partite più sentite dalla tifoseria e oltre che da noi. Chiaro. Per cui andare a giocare con, fra virgolette, il nemico è stato, come ho detto prima, un po' duro, ma
per fortuna tutto poi si è risolto al meglio. Vinci scudetti e coppe anche a Milano, e Milano Cestistica, come hai detto tu, ti ha amato da un certo punto in avanti incondizionatamente. Ecco, tu che rapporto hai avuto e che hai con la città di Milano, e che cosa vorresti cambiare, se c'è qualcosa da cambiare? Insomma. Ma all'inizio i primi mesi sono stati un po' duri, anche perché, sai, Varese è una città nel verde, tranquilla, la attraversi in 10 minuti, per dire. Certo. I primi tempi mi sono trovato un po' impastato col traffico. Capitava che ai primi allenamenti arrivavo un po' in ritardo, perché trovo il E traffico, dovevi sbagliavo prendere le strada, misure. perché allora non c'era il navigatore, quindi No, dovevo andare no. con lo stradario a memoria. E Capisco. allora cosa facevo? Allora partivo molto prima e arrivavo molto prima dall'inizio dell'allenamento, per cui ai primi tempi un po' il traffico, poi la distanza, perché lì a Varese in pratica vivevo con i miei, ero attaccato a mio figlio, quindi Certo. era molto più facile. Qui a Milano, finito l'allenamento, ho la partita no, perché andavamo a mangiare tutti insieme, ma finiti gli allenamenti ognuno un po' per conto suo agli inizi. Per cui i primi tempi è stato un po' dura, perché mi trovo molto spesso a cenare da solo, Insomma, certo. però insomma avevo già 31 anni, per cui vuol dire ora che ti svegli un pochino, perché la vita comoda di Varese in tutti i sensi era cambiata, Sì. per cui ho dovuto abituarmi a Milano. Piano piano ho cominciato ad amarla perché ti offre tutto, ti offre possibilità di lavoro, di svago, in una situazione dal punto di vista geografico perfetta. In un'ora e mezza sei al mare, in un'ora e mezza sei a sciare, vuoi uscire la sera ai locali, non adesso che è un periodo disgraziato, No, beh, ma è chiaro. prima qualsiasi cosa tu volessi fare trovi sempre divertimento, eccetera, cinema, teatro, tutto quello che volevi. Poi multirazziale, nel senso che Sì. multietnica, scusa, nel senso che la sera volevo andare a mangiare cinese, c'era cinese, indiano, evitavo perché non si sa mai cosa può succedere. Che sorprese puoi avere, Sì, però diciamo la possibilità c'era. di scelta era fantastica, e negli anni sempre di più. Quello che vorrei cambiare, Ancora il traffico magari. sì, il traffico, ma sai, po'. d'altronde, avendo vissuto anche a Roma tantissimo tempo, vabbè vabbè. che Roma è molto più grande, Sì, però qui il traffico, c'è molto traffico però ordinato. sì, A Roma è già un po' più caotico, eccetera. certo. Qui a Milano, insomma, il traffico, ma ci si deve abituare, perché in pratica questa è la vita, e soprattutto le distanze sono quelle che sono, però ci sono anche i mezzi, Sì. fra metropolitane, tram, bus. Quindi nulla di particolarmente importante cambieresti. No, metterei un po' più di verde se possibile, dove è Ecco. possibile, quindi alberi in tutti i posti impossibili, immaginabili, per dare ancora verde. Ci sono dei polmoni pazzeschi come Parco Sempione, quello di Via Palestro, Sì. ce ne sono di Parco Forlanini, non ne parliamo. Però se ci fosse ancora più attenzione nel piantare alberi dove sia possibile, senza creare intralci a Saresti trave, d'accordo. mi piacerebbe. Senti, nel 90, all'età di 40 anni, vesti per 3 anni la casacca della Stefanel Trieste, sino al 93, per chiudere nel 94 con un'ultima stagione ancora a Milano, con l'Olimpia. Ecco, al momento di appendere le scarpe al chiodo, quali pensieri e quali sensazioni hai attraversato? Ma guarda, nell'anno in cui mi sono ritirato avevo già 44 anni, quindi mi accorgevo che le idee andavano più veloci delle gambe, che volevo fare una cosa, ma fisicamente non ero così più reattivo, per cui già capivo che forse era il momento di dismettere. E ho deciso di smettere definitivamente proprio in un minuto. Abbiamo giocato la partita di playoff, l'ultima in casa contro Verona, che ci ha eliminati dai playoff, e nello spazio fra il campo e lo spogliatoio, passando sotto il tunnel, ho deciso no, qui ho smetto di giocare, perché non me la sento più di fare ancora preparazione, trasferte, partite. Certo. E anche perché mi rendevo conto che non giocavo più come volevo io. E quindi ho deciso di smettere, anche se avevo il contratto ancora per un anno. Certo. Per cui ho deciso che era meglio starla lì. Subito dopo qualche tristezza in più, oppure no, perché no. la decisione era serena? Sì, perché ho deciso, non sai, per un infortunio grave, ogni No, tanto capita che un chiaro. giocatore magari Sì. giovane per un grave infortunio sia costretto a smettere. Io ho smesso proprio perché mi sono reso conto che non ne avevo più, e quindi non volevo essere un peso per la società, essere guardato con
fra virgolette, commiserazione, dice, pervece il primo che fai più di sci e se tu no, allora è meglio smettere. C'è un evento più unico che raro che ti ha coinvolto. Hai giocato una partita di campionato contro tuo figlio Andrea Meneghina, anche lui giocatore professionista. E non mi dire che è stata una gara come le altre. No, no, molto diversa, perché in Italia penso fosse stata la prima volta che capitava un genere. Io ho 40 anni, mio figlio ne aveva 16 ed esordiva in Serie A giovanissimo. Allora quando l'ho visto in campo mi sono sentito vecchissimo. Ho detto Dino, qui è meglio appendere le scarpe al chiodo, fai qualcos'altro. Però quando l'ho visto poi entrare in campo e giocare con la grinta, la determinazione, il piacere di stare in campo, mi sono sentito molto orgoglioso di lui. Anche perché lui è arrivato in Serie A non perché si chiamasse Meneghin, ma perché aveva la sua potenzialità, si è allenato, eccetera, eccetera. È stato un episodio bellissimo che noi eravamo in difesa, loro in attacco, tirano, sbagliano, io salto, prendo il rimbalzo e sento uno che mi salta sulla schiena. Ora col pallone così mi giro e dico, ma chi è qui? Ed era Andrea, che cercava di fregarmi il pallone. Ho detto, va che bravo questo ragazzo qui che gioca senza guardare in faccia a nessuno, gioca al massimo. E lì ho capito che aveva carattere. Anche lui sarà stato orgoglioso del papà? Spero, devi chiederlo a lui. Allora facciamo un'intervista con lui. Senti, Nico Messina, Aldo Ossola, Sandro Gamba, Mike D'Antoni, Bob McAdoo, Dan Peterson, Pierluigi Marzorati, Antonello Riva, solo per citare alcuni personaggi del basket con cui hai avuto a che fare, scusandomi per tanti altri non citati. Ecco, la domanda è, vuoi aggiungere tu altri nomi che ti stanno a cuore, ma soprattutto quelli che ho citato, grandi uomini oltre che campioni e leader? Sì, prima di tutto, come detto prima, grandi persone. Grandi uomini che avevano dei valori, che sapevano stare in gruppo senza invidie, gelosie. Loro stavano in campo, lo scopo era di vincere chiaramente, ma al primo posto mettevano la squadra, la società e poi il loro rendimento, quanti punti avevano fatto, eccetera, eccetera. Io ai nomi tantissimi con cui ho avuto la fortuna di giocare aggiungerei due di Varese sicuramente, tanti di Varese, ma so, da Zanata, Bisson, ma soprattutto Paolo Vittori, che è stato il mio grande maestro, e poi Ottorino Flaborea, che è stato il mio maestro per eccellenza perché mi ha insegnato tutto in pratica, tantissimo. Bene. E infatti per dirti, quando io lo ascoltavo, assorbivo tutto quello che diceva come una spugna. E quando finiva una partita dove io sapevo di aver giocato bene, arrivava Flabo e mi diceva bravo, oggi hai giocato bene. Beh, questo bravo hai giocato bene valeva molto più di 100 articoli sui giornali e quant'altro. Capisco e hai detto una cosa bellissima. Senti, è stata un'estate fantastica quella appena trascorsa per lo sport italiano, dal calcio all'atletica, dalle medaglie d'oro olimpiche a quelle paralimpiche, dal volley al ciclismo. Tu ti sei dato una spiegazione personale sul perché di questi trionfi azzurri? C'è qualche minimo comune denominatore, la voglia di far gruppo, di reagire, altre cose che ti sei detto? Ma sai, io spesso ho letto, ho sentito quando c'è una grande vittoria dell'Italia, si parla del miracolo italiano. Questo non è un miracolo, questo è il frutto di tanto lavoro alle spalle negli anni precedenti, sacrifici, dolore, eccetera, eccetera. Per cui per questa dimostrazione di forza a livello mondiale di tutti questi sport è il frutto di tanto lavoro e tanti sacrifici che i nostri ragazzi hanno fatto negli anni precedenti. E non parlo degli ultimi 2 o 3, ma proprio dalle giovanili, quindi la capacità degli allenatori di sapere insegnare le cose giuste, carattere, disciplina, sacrificio, eccetera. E poi le società sportive che fanno, anzi quasi sempre, il lavoro che dovrebbe fare lo Stato. Certo. Per cui le scuole non si fa sport, eccetera. Per cui per fortuna ci sono queste piccole grandi società che lavorano con grandi sacrifici in tutti gli sport, l'atletica, nuoto, scherme, eccetera, eccetera. E quindi grazie a loro e grazie al lavoro di tutti alla fine si è arrivato ad avere questa sequenza di risultati pazzeschi. Ed è un lavoro importante e quindi che testimonia il fatto che noi non è che sappiamo solo improvvisare, ma sappiamo lavorare. Una volta forse Simeoni, Mennea, Tomba erano dei fenomeni veri e propri, ma sembravano quasi fenomeni italici, ma adesso sono, come dici tu, frutto di un lavoro serio, importante. Certo. E non dimentichiamo poi gli sponsor, certo. le aziende che
sono sempre lì e È grazie, vero. grazie al loro intervento È vero. dalle piccole e grandi società permettono di guardare al futuro, al lavoro, programmare con più tranquillità, fra virgolette. Ecco. Certo. Ancora adesso Dino Meneghini si infuria quando? Dunque, quando guardando una partita vedo dei professionisti, dei pro, vedo un passaggio fatto male, un pallone buttato via banalmente, un pallone vagante e non vedo i giocatori che si buttano lottano. per recuperarlo. Quando non vedo, come dice Dan Peterson, sputare sangue per recuperare, La fare una cosa famosa decisiva frase, per la sì. partita, quello mi fa saltare un po' sulla sedia. Ecco, quando vedo un po' la leggerezza, la non concentrazione e soprattutto poi quando uno è dotato di grande talento, parlo dei giovani, Sì. che lo vedo piano piano sprecato, buttato via, perché per esempio ci sono i giovani che adesso entrano, non giocano tanto, però in quei minuti che l'allenatore ha il coraggio di metterli in campo, io lì voglio vedere il fuoco, Certo. voglio vedere l'atteggiamento di chi non si arrende, di chi fa tutte le cose, anche per far vedere in pratica all'allenatore che lui merita quello spazio. Così l'allenatore nelle partite successive ha più coraggio per mettere dentro ed è più sicuro che questo non faccia stupidaggini. E fuori dal perimetro cestistico, nella vita di tutti i giorni, che cosa ti fa più infuriare? L'arroganza, l'ignoranza, la presupponenza o altro ancora? Sì, penso la maleducazione. La maleducazione che vedo sempre più forte nelle persone, l'intolleranza, ma ecco il menefreghismo, tanto cioè, cammini, vedi una carta per terra, faccio un esempio banalissimo, e dici il sindaco non fa niente, no. Allora, primo è la colpa di chi ha buttato per terra la carta, secondo dello spazzino che non ha fatto il suo lavoro, terzo del suo capo, alla fine magari è la colpa del sindaco. Però diciamo che la maleducazione e il menefreghismo... Che è il frutto anche un po' di un egoismo sempre più... Sì, sempre di più perché i tempi sono sempre più difficili, quindi forse inevitabilmente ognuno guarda al proprio giardino. Però mi sono reso conto che Milano comunque è una città, prima di tutto, molto ospitale. Sì. Attenta, c'è da fare, basta guardare cosa fa il Pane Quotidiano, per esempio, ogni giorno, che dà da mangiare letteralmente a tanta povera gente. Per cui l'attenzione c'è, E il fatto è che Milano è talmente grande che purtroppo non si può stare dietro a tutti, ma la volontà almeno c'è. È vero. Nel 2009 viene eletto presidente della Federazione Italiana Pallacanestro con tantissimi voti. Allora ti chiedo, più difficile fare il presidente della FIP per alcuni anni o il giocatore campione di basket per ben 28 anni? Sicuramente il presidente. Immaginavo. Prima di tutto perché sono andato a confrontarmi con dei problemi che non avevo mai affrontato prima. Quando sei giocatore pensi ad allenarti, a mangiare bene, a dormire, a giocare bene, eccetera, eccetera. E non immagini minimamente il grande lavoro che c'è alle spalle. E quindi come presidente della federazione tu sei, fra virgolette, a capo di più di 500.000 tesserati, dal mini basket ai professionisti, arbitri, dirigenti, allenatori, eccetera. Quindi ci sono diverse problematiche e soprattutto la massima attenzione che ognuno di questi gruppi vuole e pretende. Certo. E allora ci sono discussioni a non finire perché se tocchi l'orto di uno vai a far contento uno ma scontenti quell'altro. E quindi la mediazione, l'essere politico è alla base di tutto. Diciamo che è stato comunque un lavoro interessante, molto costruttivo. C'era però un consiglio federale che era ben nutrito e che sicuramente tutti insieme, fra 1000 problemi, 1000 discussioni, cercavamo di portare avanti la nostra pallacanestro. Al mio fianco avevo il vicepresidente La Guardia, il segretario generale Bertea, che è un carro armato bravissimo, e quindi loro mi davano consigli, perché mi sono reso conto che ero a capo, fra virgolette, di un'azienda enorme con più di 500.000 dipendenti, fra virgolette, e quindi è stata molto dura. Però alla fine della fiera, quando rinascerò magari avrò più esperienza e quindi avrò meno problemi, saprò come comportarmi meglio. Senti, da giocatore, da campione, da mito vivente della pallacanestro italiana, hai sentito, hai avvertito la responsabilità di essere un punto di riferimento di tanti ragazzi, di tanti giovani? No, quello no, non mi sono mai sentito un esempio da imitare.
Io ho sempre cercato di fare più del mio dovere. Ho sempre cercato ogni sera di andare a dormire, appoggiare la testa sul cuscino e dire oh, più di questo io non potevo fare, dagli allenamenti alle partite eccetera, tenendo conto degli alti e bassi, degli infortuni che ci possono essere nella carriera di un giocatore. Però a me ha sempre fatto piacere, ancora adesso quando quando giocavo incontravo dei ragazzi che mi fermavano, mi stringevano la mano, mi facevano i complimenti. E ora se un ragazzo, un giovane mi fa i complimenti vuol dire che mi segue e apprezza quello che faccio. Esatto. Adesso invece incontro genitori o nonni che col bambino per mano che mi fa, sai, questo qui è Meneghin, allora dice al bambino, vedi questo è Meneghin che è stato un grande giocatore. Una cosa buffa è stata un po' di anni fa che mi ferma un signore di 40-50 anni con un bambino di 8 anni, 9 anni per mano. E allora mi ferma e fa, signor Meneghin, fa un autografo per mio figlio, sarà un suo grandissimo allenatore, ammiratore. E gli fa, ma per Bacco, veramente sto firmando, il papà fa al bambino, vedi, questo qui è Meneghin. Il bambino fa, chi è Meneghin? Per cui l'autografo non era per il bimbo ma per il padre, per cui va benissimo. Doveva prepararlo però sto bambino. Senti, un guerriero sul campo di basket, buono, sorridente, generoso, disponibile fuori dal campo. Sono due facce della stessa medaglia? Sì, perché quando sei giocatore hai dei doveri, eccetera, 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 degli allenatori, sei sotto l'occhio, sotto i riflettori perché la cartina di tornasole di come giochi ce l'hai subito in partita. Sì, Se giochi bene applausi, se giochi male fischi, insulti. Per cui sai benissimo che cosa hai fatto bene o no. E quindi è un dovere assolutamente far vedere che sei all'altezza della situazione. Al fischio di chiusura della partita, fine della partita, tu torni a essere una persona normale e quindi con i tuoi diritti, i tuoi doveri verso le persone normali, l'atteggiamento deve essere quello delle persone comuni, quindi niente grilli per la testa, niente voli pindarici, presunzioni, perché ho visto molte volte, sono dei grandissimi campioni che non sanno comunicare, non si sanno rapportare col pubblico, non è figura, facile. Anche per timidezza magari, sì. Non riescono a rapportarsi con la gente e quindi fanno la figura degli spocchiosi, dei presuntuosi e quant'altro. Quindi cercare di vivere la propria normalità è anche un modo per vivere più tranquillamente tu, ecco, in modo più fluido e normale. Il 19 aprile del 2019, in occasione della sfida di Euroleague tra l'Olimpia Milano e il Maccabi Tel Aviv, la società milanese ritira la tua maglia numero 11. Che cosa hai provato in questa occasione? Ma l'avevo già visto fare qui a Milano per Mike D'Antoni e Art Kenney. E quando è successo a me, devo dire, l'ho trovato una cosa straordinariamente bella, perché è un segno di riconoscimento estremo da parte della società verso tutti, nel senso che nessuno è più degno di indossare quel numero. E questo veramente mi riempie, mi ha riempito d'orgoglio e devo ringraziare il signor Armani, il presidente dell'Orco, eccetera, perché hanno pensato di fare questa cosa. Farlo poi davanti al pubblico, ai tifosi di Milano, durante la partita col Maccabi è stata ancora più bella, anche perché c'erano tutti i miei ex compagni di squadra, allenatori, eccetera, eccetera. C'era la mia famiglia, mio figlio, mio fratello. Se permetti, te lo meritavi molto. Quindi è stato grazie, giusto. grazie, è stata una cosa bellissima. Molto Lo paragono quasi al fatto di entrare al fatto di entrare nella Hall of Fame a Springfield. È lo stesso riconoscimento. Stesso livello di riconoscimento. Senti, l'amicizia è importante anche nello sport ed è anche una forte arma per raggiungere grandi risultati o no? Basilare. Sì. È basilare perché il pallacanestro è uno sport di squadra. Quindi l'obiettivo della società e della squadra è di vincere. Tutte le menti dei giocatori, chi lavora all'interno della società è focalizzata su vincere. Non sempre ci riesci, ma quello è il tuo dovere. E quindi è assolutamente importante che fra tutti questi componenti ci sia uno spirito di collaborazione estrema. Quindi gelosie, invidie e quant'altro non ci devono essere. Se c'è qualche incompressione va chiarita subito per non rovinare il lavoro di tutti. Se c'è qualcuno che pensa di essere il fenomeno e non lo è,
quello va messo fuori, cioè la società che capisce, perché la società e i dirigenti sono intelligenti certo. e devono essere assolutamente intelligenti a prendere questo individuo che può minare il lavoro di tutti, per cui anche se è bravo gli dici guarda grazie, arrivederci, e ne prendiamo un altro che magari è meno forte, che però dà il 100% e non rovina il lavoro di tutto il gruppo. Per cui l'amicizia poi non è solo giocare bene insieme, ridere, scherzare in spogliatoio, eccetera. L'amicizia è anche un qualche cosa di assolutamente serio che ti porti soprattutto fuori dal campo. Prima a Varese, poi a Milano, anche a Trieste, noi ci vedevamo spessissimo la sera a casa di uno o dell'altro, già solo per un partito a carte, stare insieme con moglie, figli, eccetera. E questo fa. E questo cementa assolutamente lo spirito di collaborazione e proprio avere amicizia fra tutti. Per cui questa amicizia poi inevitabilmente si riverbera sul lavoro in campo, allenamenti e partite che siano. Senti, ancora 2 domande per questa magnifica chiacchierata. Nel cassetto famoso hai ancora particolari sogni da inseguire e realizzare? E se sì, quali? No, io devo ringraziare il buon Dio che mi ha permesso di fare una vita fantastica, che mi ha aperto la strada del basket, mi ha fatto scoprire un mondo straordinario. Ho un figlio fantastico, una famiglia fantastica, ho degli amici incredibili. Cioè io mi sento ancora spessissimo con i miei vecchi amici di Varese, con quelli di Trieste, qui di Milano, e quindi ho avuto una vita straordinariamente piena. Quando rinascerò però voglio tentare la carta dell'NBA. Ah, questo sì. Sì, perché questi bastardi non mi hanno... no, nel senso, No, mi avevano certo. scelto nel 69 Atlanta Hawks mi avevano scelto, però sai, l'NBA allora era come parlare adesso di Marte o di Urano, arrivava qualche rarissimo filmato, un po' di fotografie, non si sapeva poco. Sì, non come Adesso poi c'era una scarsa considerazione da parte dell'NBA verso tutto quel basket extra-americano. sì, è vero. Sei europeo, non sai giocare Me lo ricordavo questo in concetto. difesa, in attacco, eccetera, mentre c'erano dei giocatori straordinari in tutta Europa. Adesso noi abbiamo dimostrato, noi, tutta l'Europa e tutto il mondo ha dimostrato che ci sono dei giocatori fantastici che giocano nell'NBA. Sì. Guarda Bellinelli come è stato, Melli, Datome, Gallinari. Per cui il fatto che loro siano andati a giocare nell'NBA vuol dire che qualcosa di buono si è fatto. Quindi, e allora loro non mi hanno scelto. Questa allora, cosa la prossima volta arrivo lì con la mia valigia di cartone e dico provatemi. Io ci sono, provatemi. Se non sono buono mi cacciate a casa. L'ultima cosa, Dino, se potessi ripercorrere a ritroso la tua vita umana e professionale, allora c'è qualcosa che non rifaresti? Oh Dio. Forse con Andrea, mio figlio, non sono stato il papà vero di cui avrebbe avuto bisogno, però allora io avevo la pallacanestro in testa, ero sempre in giro fra nazionali, Ignis Varese, club, eccetera. Ero in giro 8 mesi all'anno e la vita mi ha portato a delle scelte e dovevo essere più attento, dovevo essere più attento a quello che era l'affetto, proprio lo stare insieme con Andrea, che però ha avuto una fortuna di avere una mamma straordinaria che l'ha allevato, l'ha cresciuto benissimo. Però se tornassi indietro dovrei ritagliare più tempo, organizzarmi meglio la vita per avere il tempo per vivere quando era bambino, la gioventù di Andrea. Ecco, quello cambierei. Magari proprio quando rinascerai la prossima vita, in quella cosa là, che hai un sacco di cose da fare. Perché ognuno di noi dovrebbe avere a disposizione 2 vite. Sì. La prima la vivi nel miglior modo possibile, che però inevitabilmente ti porta agli errori. La seconda rimetti ordine a tutto quello che non hai fatto. Senti Dino, ti ringrazio di avermi concesso il privilegio della chiacchierata. Grazie a voi.